benvenuti, oggi è domenica 21 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 19:40. La luna sorge alle 17:28 e cala alle 5:07. Oggi si celebra Sant'Anselmo. Come la maggioranza dei nomi germanici è composto da due elementi, Ans, che significa Dio, divinità, e Helm, elmo, protezione. Quindi il significato può essere interpretato come elmo di Dio. Il 21 aprile è il giorno dedicato a scatenare il potenziale creativo di ognuno di noi. La giornata mondiale della creatività e dell'innovazione incoraggia ognuno a pensare in modo diverso, a trovare soluzioni innovative ai problemi, a esplorare nuove vie per migliorare il mondo intorno a noi. Ilaria Capua, virologa di rilievo nazionale e internazionale, celebra oggi i suoi 58 anni. È diventata particolarmente nota nel 2020 durante l'emergenza Covid-19, grazie al suo impegno e alle sue conoscenze sui virus influenzali. Oltre alla sua attività scientifica, ha anche avuto un'esperienza in politica, essendo stata deputata nel Parlamento italiano dal 2013 al 2016 per Scelta Civica, il partito fondato da Mario Monti. Edoardo Leo, attore e regista romano, compie oggi 52 anni. Ha iniziato la sua carriera nello spettacolo nei primi anni 90, debuttando in televisione nel 1995 e al cinema nel 1997. È noto per il suo ruolo in Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, per cui ha vinto un Nastro d'Argento con il cast nel 2016. Leo ha anche esplorato la regia, debuttando con il film 18 anni dopo, nel 2009, ottenendo candidature ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello. Recentemente è protagonista della serie Il Clandestino su Rai 1. Matteo Pessina, calciatore italiano, festeggia i suoi 27 anni. Dopo un inizio di carriera travagliato con il fallimento del suo primo club, il Monza, e alcuni prestiti non fruttuosi, Pessina trova il suo spazio in squadre come il Como e lo Spezia. Torna poi all'Atalanta, squadra con cui si distingue anche in Champions League. È stato uno degli eroi della nazionale italiana agli europei del 2021, segnando 2 gol nel torneo. Secondo la leggenda narrata da Varrone, Romolo avrebbe fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. La fissazione al 21 aprile si deve a dei calcoli astrologici. Da questa data in poi derivava la cronologia romana, definita infatti ab urbe condita, ovvero dalla fondazione della città. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. Il web è invaso da centinaia di meme al riguardo e persino WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio pubblicato su Frontiers in Communication ha indagato per scoprire se si tratta solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Buona domenica ai 12, oggi la luna passerà da Vergine a Bilancia e tenderà a riequilibrare un po' tutto lo zodiaco sotto degli aspetti un po' caotici, vediamo come. Ariete, la luna in serata si opporrà ai vostri gradi, quindi oggi forse una giornata un po' stancante, un po' nostalgica da passare in famiglia e con qualche pensiero e qualche bel ricordo di qualcuno da lontano. Toro, la giornata di oggi dismette il trigono della luna, vi rimane la potenza e l'energia del sole, che per adesso però non va molto d'accordo con Plutone. Finché vige questo aspetto non lanciatevi in nulla di nuovo, tentate di essere un pochino più resilienti e statici. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede un appoggio della luna, quindi una risalita umorale che già da metà giornata sentirete forte grazie al trigono della luna in Bilancia. Oggi si riprendono gli affetti, la famiglia e l'umore vi rende di nuovo simpatici e ottimisti. Cancro, la giornata di oggi prevede l'inizio di una quadratura del vostro astro
della Luna, appunto. Vi rimane però l'appoggio del Sole che dovrete sfruttare molto bene per mettere i puntini sulle i sui vostri progetti affettivi e lavorativi che in questo periodo potrebbero un po' contrastarsi vicendevolmente. Leone, è una giornata assolutamente più piacevole nella sua seconda metà, quando la Luna avrà espresso già tutto il suo appoggio, visto che il Sole, il vostro astro, è entrato in quadratura e tende un po' a depurarvi e a farvi passare un po' l'esuberanza per tutta una serie di cose. Vergine, la giornata di oggi prevede il saluto alla Luna che vi ha dato tanto e che vi ha convinto a osare un po' di più. Seppure i pianeti in pesci, Nettuno, Marte e Saturno, sono ancora in opposizione, non fate nessun passo più lungo della gamba, ma sicuramente dovrete tentare qualche piccolo aggiustamento in generale. Bilancia, giornata in cui oggi arriva a sorpresa un ospite a voi molto gradito, la Luna che parla di sentimento, che vi fa indagare su ciò che provate per una persona da poco conosciuta. Forza Bilancia, che ci siete quasi a rinnamorarvi. Scorpione, una giornata decisamente molto emotiva, proprio perché la Luna oggi vi darà 1000 suggestioni nuove e dismettendo le sue opposizioni con Saturno e Marte, tutto sembrerà un po' più disteso nella sua seconda parte, quindi oggi in mattinata state calmi, c'è il pomeriggio per divertirsi un po'. Sagittario, giornata che prevede un aumento in positivo dell'umore, proprio perché la Luna si sposterà in Bilancia e quindi avrete il vostro modo di divertirvi, di stare con gli amici e di distrarvi un po'. Ci vuole per non rovellare sempre sui soliti pensieri che spesso a volte vengono caricati di aspettative un po' fuori portata rispetto alla vostra disponibilità reale. Capricorno, la giornata di oggi prevede l'inizio di una quadratura della Luna. Riposate e non curatevi troppo di tutta una serie di beghe familiari o di qualche piccola gelosia del partner nei vostri confronti. Acquario, a proposito di gelosia, è il sentimento a cui voi siete totalmente allergici. La Luna di oggi infatti vi porta un trigono meraviglioso che riuscirà a rendervi creativi e a spazzare via qualche piccola invidia, qualche piccolo fastidio. Oggi sarete brillantemente indifferenti a tutto e assolutamente dedicati all'amore e alla passione. Pesci, giornata oggi che prevede la fine dell'opposizione della Luna, quindi un po' di respiro per voi che nella seconda parte di questa domenica sarete riposati e assolutamente molto più a vostro agio che non negli scorsi giorni. Il 21 aprile 1926 nasceva Elisabetta II, Elizabeth Alexandra Mary, regina del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Elisabetta è stata anche capo del Commonwealth e inoltre governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, signora dell'isola di Man e Baliva. È salita al trono del Regno Unito all'età di 25 anni, il 6 febbraio del 1952. Il suo regno è stato il più lungo di tutta la storia britannica. Oggi parliamo di un termine affascinante entrato nel nostro vocabolario: serendipità. Originario dell'inglese, il termine è stato coniato nel 1754 da Horace Walpole, ispirato da un racconto chiamato I tre principi di Serendip. Ma che cosa significa esattamente? La serendipità descrive il trovare qualcosa di prezioso o fortunato, mentre si sta cercando qualcos'altro. È quel tipo di fortuna che arriva quando meno te l'aspetti, magari mentre la si sta cercando da tutt'altra parte. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Vi portiamo nel mondo di Norman Parkinson, un'icona della fotografia che ha lavorato con passione dagli anni 30 fino al 1990. Ma chi era veramente quest'uomo? Era un personaggio davvero unico, un fotografo di moda e ritrattista della casa reale inglese, alto quasi 2 metri, sempre impeccabile, vestito con un tocco da dandy. Nonostante il successo e il riconoscimento, non si sentiva mai veramente all'altezza delle aspettative. Nella sua vita e nel suo lavoro
dominano i contrasti, l'eccentricità e l'apparenza esterna contro la battaglia interna con la fragilità personale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono convinto che anche nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. Possiamo cambiare tutto quello che vogliamo, ma c'è una cosa che non vogliamo cambiare: il nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco, quindi vi aspetto domani.